Vederli liberi al galoppo nella bellezza selvaggia della Brussa di Caorle è uno spettacolo della natura. Sono i cavalli del Delta, una razza equina in via di estinzione che ora ha un nuovo nucleo di conservazione proprio nell'azienda Valle Vecchia di Veneto Agricoltura. Ma non sarà solo l'11° allevamento di questa razza, c'è un preciso intento di rafforzare il patrimonio genetico della specie. Molti conoscono la Brussa, no? Come spiaggia naturale, eccetera. Dall'altro però c'è, prima di arrivare in Brussa, tutto quello che è campagna che si vede è di proprietà della regione, quindi Valle Vecchia è la nostra azienda di Valle Vecchia che abbiamo deciso di rinaturalizzare, e quale migliore occasione per farlo con i cavalli del Delta. E lo si vede e saranno sempre di più, perché poi queste 9 fattrici nel giro di un anno mediamente daranno vita a dei parti, quindi probabilmente nel giro di un anno e mezzo, 2 anni avremo raddoppiata la mandria. La biodiversità va mantenuta, è complicato fare quello che facciamo noi, cioè riportarla, rinaturalizzare. Se noi riusciamo a mantenere le biodiversità, cercando, come sta facendo Veneto Agricoltura, di fare convivere agricoltura e biodiversità, turismo e biodiversità, ecco, questo è molto più semplice, costa al cittadino molto meno. Faccio un esempio del fratino, che è una specie molto delicata, un volatile molto delicato, dove proprio a Valle Vecchia, proprio l'anno scorso, hanno edificato, ha fatto 16 nidi, quasi un record per il Veneto, e i nidi avvengono nella spiaggia dove anche il turismo può praticare. Turismo e biodiversità, agricoltura e biodiversità.